Benvenuti a tutti. O Dio onnipotente, che hai reso Sant'Antonio Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Dio onnipotente, che hai concesso a Sant'Antonio il dono delle guarigioni e dei miracoli. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore, che hai fatto di Sant'Antonio un infaticabile predicatore del Vangelo sulle strade degli uomini. Gloria al Padre, al Figlio e e allo allo Spirito Spirito Santo. Santo. O Dio onnipotente, che hai concesso a Sant'Antonio di ricongiungere anche le membra staccate dal corpo. Dona ai cristiani la gioia dell'unità visibile delle chiese. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore Gesù, che hai reso Sant'Antonio grande maestro di vita spirituale, Fa che possiamo rinnovare la nostra vita osservando il Vangelo e rendici promotori di vita spirituale per i nostri fratelli. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Pane il principe, ora e sempre. O Gesù, che hai dato a Sant'Antonio la grazia incomparabile di stringerti come bambino tra le sue braccia. Benedici i bambini e fa che crescano buoni e sani e vivano nel santo timore di Dio. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù misericordioso, che hai dato a Sant'Antonio sapienza e doni per guidare le anime alla santità per mezzo della predicazione. Fa che ci accostiamo con umiltà e fede al sacramento della riconciliazione, grande dono del tuo amore per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Era nel principio.
o Spirito Santo, che in Sant'Antonio hai dato alla Chiesa e al mondo un grande maestro della sacra dottrina. Fa che tutti coloro che sono al servizio dell'informazione sentano la loro grave responsabilità e servano la verità nella carità e nel rispetto della persona umana. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Signore, che sei il padrone della messe, per intercessione di Sant'Antonio, Manda molti consacrati e sacerdoti nel tuo campo, riempili del tuo amore e ricolmali di zelo e di generosità. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. O Gesù, che hai chiamato il Papa Francesco ad essere pastore universale, Per intercessione di Sant'Antonio, sostienilo e confortalo nella sua divina missione. gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Ora nel principio, ora e sempre. O Dio Trinità, che hai dato a Sant'Antonio la grazia di conoscere, amare e glorificare la Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra. Concedi a noi di accostarci sempre fiduciosi al suo cuore di madre, per poter meglio servire, amare e glorificare te, che sei l'amore. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio e in secoli dei secoli. O Signore, che hai concesso a Sant'Antonio di andare incontro a sorella morte con animo sereno. Orienta la nostra vita a te, assisti i moribondi, dona la pace eterna alle anime dei nostri fratelli defunti. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Amen. Sant'Antonio, prega per noi. E saremo degni delle promesse di Cristo. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Padre, fonte della vita, pietà di noi. Figlio, parola fatta carne, pietà di noi. Spirito Santo, fuoco dell'amore, pietà di noi.
Antonio da Lisbona, prega per noi. Disprezzatore della gloria mondana, studioso assiduo delle scritture, docile ascoltatore della voce dello Spirito, entusiasta seguace di Francesco, ardente di zelo missionario, martire di desiderio, obbediente alla volontà del Signore, umile servo dei fratelli, ricercatore del silenzio, amante della contemplazione, uomo di preghiera, annunciatore instancabile della parola di Dio, strenuo lottatore contro le eresie, evangelista dei poveri, denunciatore dei mali della cristianità, profeta ardente della santità della Chiesa, fustigatore dell'usura e dei vizi, franco accusatore dei prepotenti, dolce consolatore dei poveri, difensore degli innocenti, predicatore schietto della verità, evangelizzatore dei lontani, testimone con la vita della parola annunciata, dottore evangelico della Chiesa, sapiente conoscitore delle scritture, maestro di teologia nell'ordine francescano, vero frate minore, seguace della povertà di Francesco, obbediente in ogni richiesta del Signore, uomo dal cuore puro e compassionevole, apostolo zelante della salvezza dei fratelli, confessore instancabile dei peccatori,
scrutatore dei misteri divini, tenero amico del bambino Gesù, cantore della passione del Signore, discepolo di Gesù povero e crocifisso, innamorato della Vergine Maria, uomo di fede che hai sorriso alla morte. Glorioso santo dei miracoli, intercessore per i bisognosi presso il Signore, tanto che tutto il mondo ama. Protettore dei bambini, fratello che ascolti il grido dei sofferenti, amico che fai trovare le cose smarrite, gloria ed esempio dei frati minori, patrono delle nostre contrade, Antonio di Padova. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, perdonaci, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, esaudiscici, o Signore. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo. Preghiamo. O Dio, Padre buono e misericordioso, che hai scelto Sant'Antonio come testimone del Vangelo e messaggero di pace in mezzo al tuo popolo. Ascolta la preghiera che ti rivolgiamo per sua intercessione. Santifica ogni famiglia, aiutala a crescere nella fede e conserva in essa l'unità, la pace e la serenità. Benedici i nostri figli, proteggi i giovani, soccorri quanti sono provati dalla malattia, dalla sofferenza e dalla solitudine. Sostienici nelle fatiche di ogni giorno, donandoci il tuo amore. Per Cristo nostro Signore. Benediciamo il Signore.
Fra pochi minuti inizierà la Santa Messa in onore di Sant'Antonio nel contesto della tredicina del Santo trasmessa dai santuari antoniani. Oggi, venerdì 4 giugno, sono attese le delegazioni delle parrocchie del comune di Santa Giustina in Colle con i propri parroci. Mentre attendiamo la celebrazione, come al solito, diciamo la preghiera a Sant'Antonio per la fine della pandemia. O caro Sant'Antonio, hai avuto la gioia di vedere e di stringere tra le braccia il bambino Gesù. Fiduciosi nella tua bontà, che tutti sa consolare, ti preghiamo di intercedere presso il Divino Bambino per il mondo, l'Italia, le nostre comunità e le nostre famiglie, che a causa della pandemia sono provate dal lutto, dalla sofferenza e dal bisogno. Parla tu in nostro favore, affinché questa calamità abbia presto a cessare e possiamo tornare a vivere nella serenità. O Sant'Antonio, benedici i tuoi devoti e tutti noi. Intercedi una fede viva e una carità operosa. O nostro amato Santo, che hai sempre aiutato chiunque è ricorso a te, accogli la nostra preghiera e presentala tu al trono di Dio. Amen.
la creazione giubili insieme agli angeli, ti lodi e ti glorifichi, o Dio altissimo. Tradisci il coro unanime di tutte le tue opere, beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità. Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico, mistero imperscrutabile, inaccessibile, ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini. Beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari devoti di Sant'Antonio, accogliamo questa sera le comunità parrocchiali di Santa Giustina in Colle e Fratte, con il sindaco Moreno Giacomazzi e il parroco Don Claudio Bortignon, che presiede l'Eucaristia, e ci aiuterà a riflettere su Sant'Antonio, che guarendo una bambina dona a tutti la speranza nel dolore. Al termine della celebrazione ci recheremo con la reliquia del santo nelle comunità di Fratte e Santa Giustina per pregare assieme e chiedere la benedizione e l'intercessione del santo per le famiglie, i giovani, gli anziani, in modo particolare per gli ammalati. Ci poniamo alla presenza del Signore attraverso anche l'intercessione di Sant'Antonio, perché possiamo sentire la sua benedizione, la sua presenza in ogni istante della nostra vita. Presentiamo quindi al Signore le nostre povertà, i nostri peccati, ma soprattutto rinnoviamo la nostra fede nella sua misericordia e nel suo perdono. Signore, tu sei la via che ci conduce al Padre. Kyrie eleison. Cristo, tu sei la verità che ci fa liberi. Christe eleison. Signore, tu sei la vita che ci riempie di gioia. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che in Sant'Antonio di Padova hai dato al tuo popolo un insigne predicatore e un patrono dei poveri e dei sofferenti, fa che per sua intercessione seguiamo gli insegnamenti del Vangelo e sperimentiamo nella prova il soccorso della tua misericordia. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dal libro di Tobia. In quei giorni Anna sedeva scrutando la strada per la quale era partito il figlio. Quando si accorse che stava arrivando,
disse al padre di lui: «Ecco, sta tornando tuo figlio con l'uomo che l'accompagnava». Raffaele disse a Tobia, prima che si avvicinasse al padre: «Io so che i suoi occhi si apriranno. Spalma il fiele del pesce sui suoi occhi. Il farmaco intaccherà e asporterà come scaglie le macchie bianche dai suoi occhi. Così tuo padre riavrà la vista e vedrà la luce». Anna corse avanti e si gettò al collo di suo figlio dicendogli: «Ti rivedo, o figlio, ora posso morire». E si mise a piangere. Tobi si alzò e, incespicando, uscì dalla porta del cortile. Tobia gli andò incontro, tenendo in mano il fiele del pesce. Soffiò sui suoi occhi e lo trasse vicino, dicendo: «Coraggio, padre». Gli applicò il farmaco e lo lasciò agire. Poi distaccò con le mani le scaglie bianche dai margini degli occhi. Tobi gli si buttò al collo e pianse, dicendo: «Ti vedo, figlio, luce dei miei occhi». E aggiunse: «Benedetto Dio, benedetto il suo grande nome, benedetti tutti i suoi angeli santi. Sia il suo santo nome su di noi e siano benedetti i suoi angeli per tutti i secoli, perché egli mi ha colpito, ma ora io contemplo mio figlio Tobia». Tobia entrò in casa lieto, benedicendo Dio con tutta la voce che aveva. Poi Tobia informò suo padre del viaggio che aveva compiuto felicemente, del denaro che aveva riportato, di Sara, figlia di Raguele, che aveva preso in moglie e che stava venendo e si trovava ormai vicina alla porta di Ninive. Allora Tobi uscì verso la porta di Ninive, incontro alla sposa di lui, lieto e benedicendo Dio. La gente di Ninive, vedendolo passare e camminare con tutto il vigore di un tempo, senza che alcuno lo conducesse per mano, fu presa da meraviglia. Tobi proclamava davanti a loro che Dio aveva avuto pietà di lui e che gli aveva aperto gli occhi. Tobi si avvicinò poi a Sara, la sposa di suo figlio Tobia, e la benedisse, dicendole: «Sii la benvenuta, figlia. Benedetto sia il tuo Dio che ti ha condotto da noi, figlia. Benedetto sia tuo padre, benedetto mio figlio Tobia e benedetta tu, o figlia. Entra nella casa, che è tua, sana e salva, nella benedizione e nella gioia. Entra, o figlia». Parola di Dio. Rendiamo grazie. Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore finché ho vita. Canterò inni al mio Dio finché esisto. Loda il Signore, anima mia. Il Signore rimane fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Loda il Signore, anima mia. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge i forestieri. Loda il Signore, anima mia. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi. Il Signore regna per sempre, il tuo Dio, o Sion, di generazione in generazione.
Se uno mi ama, osserverà la mia parola, dice il Signore, e il Padre mio lo amerà, e noi verremo a Lui. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Gloria a te, o Signore. In quel tempo, insegnando nel Tempio, Gesù diceva: come mai gli scribi dicono che il Cristo è figlio di Davide? Disse infatti Davide stesso, mosso dallo Spirito Santo. Disse il Signore al mio Signore: siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici sotto i tuoi piedi. Davide stesso lo chiama Signore, da dove risulta che è suo figlio. E la folla numerosa lo ascoltava volentieri. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Perché il dolore? Perché la malattia? Anche la fede più forte, quando è messa alla prova dalla sofferenza e dalla malattia, può anche vacillare. Quando poi il male colpisce anche i bambini, le persone innocenti, e basta andare in un reparto pediatrico di un ospedale e vedere come la sofferenza colpisce anche quei corpi piccoli, fragili, innocenti, a volte perfino dalla loro nascita. E allora ti viene a domandare: dov'è Dio? Perché non ascolta le preghiere di quei genitori, di quei bambini, anche di ciascuno di noi? Non nascondo che uno dei momenti più difficili è quando anch'io come prete mi confronto con la sofferenza degli innocenti. E anche come parroco di Santa Giustina in Colle, purtroppo la mia parrocchia è una comunità ferita tante volte nei suoi giovani. Nella sua storia tanti giovani hanno perso la vita per varie ragioni. Anche in quest'anno pastorale la nostra comunità ha sofferto molto per la perdita di una ragazza giovane, una nostra giovane animatrice, Anna, venuta a mancare il 9 dicembre per un attacco d'asma. E poi anche un ragazzino di appena 14 anni, Andrea Bortolato, nato con dei problemi, vissuto nell'amore della sua famiglia e poi alla fine morto anche lui all'improvviso. Ma prima di loro anche altri giovani. Io come parroco di Santa Giustina da 5 anni ho visto anche la morte di Alberto Binotto, colpito da un tumore devastante che gli ha tolto la vita a 20 anni in appena un mese. E prima ancora, quando ero parroco a Bosco, io sono venuto che era nata da poco una bambina, nata purtroppo con una complicazione del parto e quindi con tante difficoltà, da piccola Amelia. Morta anch'essa dopo pochi anni di vita, una vita difficilissima, però sempre nell'amore dei suoi genitori. È indiscutibile che di fronte a quei fatti anche la fede di un prete è messa alla prova, anche se devo dire sinceramente che per l'esperienza della mia vita ho sempre sentito la presenza di Dio anche nel dolore.
non sento nessuno mai abbandonato nella sofferenza. Tanto meno sento responsabile Dio di tutto questo dolore. E credo che da uomini di fede lo dobbiamo allontanare dal nostro pensiero anche solo il sospetto che Dio possa volere la sofferenza dell'uomo. Non è così Dio. Il Dio che soffre conosce la nostra sofferenza. Il Dio sulla croce continua a soffrire anche in tutti i suoi figli, che sono parte del suo corpo mistico, la Chiesa. Il Dio che combatte il dolore e risorge è anche il Dio che non accetta la nostra sofferenza, ci è vicino e ci dà forza. In questo giorno siamo chiamati proprio a sentire la testimonianza di Sant'Antonio sul tema della sofferenza. E possiamo dire che Sant'Antonio è sempre stato invocato come il grande taumaturgo, colui da cui si ottengono grandi grazie anche nella sofferenza e nella malattia. Da sempre, fin da quando era vivo su questa terra, ma poi anche quando è salito al cielo. Quante file di devoti si sono avvicinati alla sua tomba ponendo la mano, la testa, chiedendo una grazia per se stesso o per le persone care. E quanti anche hanno trovato esaudite le loro preghiere. Il racconto che ci viene regalato in questo giorno è proprio il racconto di una guarigione operata da Sant'Antonio per una bambina malata. Una bambina che si chiama Padovana, e forse anche in quel nome ci ricorda che tutti siamo in quella bambina. C'era allora un abitante di Padova, di nome Pietro. Aveva una figlia chiamata Padovana, la quale, pur essendo di 4 anni, non poteva in nessun modo servirsi dei piedi e si muoveva a modo dei rettili, strisciando per terra. Si diceva inoltre che soffrendo di epilessia le capitasse spesso di cadere e di voltolarsi. Il padre, mentre Antonio era ancora in vita, un giorno che la portava in braccio, ebbe a incontrare il santo in una via della città e prese a supplicarlo che facesse il segno di croce sulla bambina. Ammirando il padre santo la fede di quell'uomo, benedisse la piccola e la commiatò. Tornato a casa, il padre fece stare la figlia diritta sui suoi piedi, ed essa subito, sostenendosi con uno sgabello, cominciò a muoversi qua e là. Poi, tolto lo sgabello, il padre le consegnò un bastone. La fanciulla, sempre migliorando, andava su e giù per la casa. Finalmente, per i meriti del Beatissimo Antonio, guarì perfettamente, tanto da non abbisognare di sostegno alcuno, né, dal momento che fu benedetta, soffrì più di mal caduco. Questo è un episodio dei tanti che si raccontano di Sant'Antonio, di grandi guarigioni. Questa forse è anche una di quelle più piccole e meno conosciute, però come protagonista appunto una bambina, e quindi ci ricorda tutte le persone innocenti, tutti i bambini. Nelle litanie che abbiamo invocato prima c'è anche protettore dei bambini, e allora a Sant'Antonio vogliamo affidare tutti i bambini che soffrono, come la piccola Padovana. Questa guarigione non avviene all'improvviso, ma avviene gradualmente, passo per passo. E quindi richiediamo anche a tutte le persone che non vedono subito una guarigione di continuare a coltivare la speranza e la fiducia, anche se il tempo passa, anche se la guarigione non arriva all'improvviso, ma continuare ad aver fiducia anche in ogni piccolo segno di guarigione, di miglioramento, per mantenere sempre la speranza e la fiducia in Dio. E poi auguriamo e imploriamo per tanti nostri fratelli, ripeto, soprattutto per i bambini, di trovare presto guarigione, anche per intercessione del Santo. E a noi chiediamo che la nostra fede sia sempre forte, che anche nella malattia possiamo rimanere fedeli a Dio e nutrire la speranza.
di accompagnare con la preghiera tutti coloro che soffrono e di essere motivo di speranza e di forza, di fede per tutte le persone che incontriamo. Anche la lettura che abbiamo ascoltato, la prima tratta dal libro di Tobia, ci racconta ormai l'esito di questo grande viaggio, di questo giovane Tobia, che riesce a guarire il padre cieco, Tobi. C'è un uomo che l'ha accompagnato in questo viaggio. Domani mattina, nelle letture del giorno, sentiremo chi è questo uomo che l'ha accompagnato e gli ha dato la via della guarigione. È l'Arcangelo Raffaele, colui che è il medico, colui che intercede e guarisce. E allora affidiamo anche i bambini all'Arcangelo Raffaele, perché possa, anche attraverso l'intercessione di Sant'Antonio, donare loro guarigione. E ci auguriamo che tutti i genitori, che tutti noi possiamo esplodere con lo stesso inno di lode del vecchio Tobi e di Tobia, gridare a gran voce la lode al Signore, che è vicino a chi soffre, che è anche fonte di guarigione e di salvezza. Sorelle e fratelli carissimi, rivolgiamo al Dio della verità e della vita la nostra invocazione, perché nelle vicende umane sappiamo sempre riconoscere i segni della sua presenza e della sua signoria. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per la Chiesa, sacramento di salvezza per tutti gli uomini, perché non chiuda mai le porte al dialogo e alla misericordia. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i responsabili della vita pubblica, perché abbiano sempre coraggio nell'affrontare i problemi e sapienza nel risolverli, così da condurre le comunità loro affidate alla pace, alla concordia e alla maturità civile. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per i malati, perché nella prossimità dei loro fratelli sperimentino la vicinanza del Dio della vita, che guarisce e libera dal male. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per le parrocchie del comune di Santa Giustina in Colle, perché Sant'Antonio porti la sua benedizione ai parroci, alle famiglie, ai malati, alle varie istituzioni e organizzazioni parrocchiali e civili. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per tutti noi qui presenti, perché l'ascolto della parola di Dio e la condivisione della mensa eucaristica ci conducano a riconoscere nella nostra vita l'unica signoria di Gesù, figlio di Davide e figlio di Dio. Preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Ci fermiamo un istante e rivolgiamo nel nostro cuore una preghiera che ci sta a cuore. Signore Gesù, con le parole di Sant'Antonio ti preghiamo. Facci salire dalla valle del pianto e della sofferenza al monte di una santa vita, affinché, portando in noi l'immagine della tua passione, nel giorno del giudizio udiamo la tua voce piena di letizia e di esultanza chiamarci nel tuo regno. Tu che sei il benedetto nei secoli dei secoli. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e
il sangue salutare. Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo, per i tuoi doni largiti, te Padre ringraziamo. Salga da questo altare l'offerta a te gradita, dona il pane di vita e il sangue salutare. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Accogli, o Signore, la nostra offerta e donaci un'esperienza viva del tuo amore, perché sull'esempio di Sant'Antonio serviamo il tuo altare con cuore puro e generoso, per celebrare degnamente la tua lode e ottenere i benefici della tua salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta lodarti e ringraziarti, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu, fonte di ogni vita e santità, hai arricchito il tuo servo Antonio della scienza dei santi e ricolmandolo del tuo spirito lo hai guidato per le vie della verità e della giustizia, perché testimoniasse agli uomini la potenza salvifica della tua parola e la suavità del tuo paterno amore. Con lo stesso ardore dello Spirito con il quale egli ti ha predicato in terra e ora ti magnifica in cielo, anche noi, uniti agli angeli e ai santi, proclamiamo esultanti la tua gloria. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.
Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Michele, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Sant'Antonio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dio nostro Padre, e anche noi come bambini fragili rivolgiamo la nostra richiesta di aiuto a Lui che è un Padre misericordioso, che si china su tutti i Suoi figli. Ti affidiamo allora in particolare il dolore di tanti nostri fratelli, soprattutto dei bambini, perché Dio Padre manifesti la Sua bontà proprio su di loro soprattutto, ma anche sulle nostre famiglie e sulle nostre comunità. Con fiducia allora lo invochiamo. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Padre, liberaci da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia noi vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi Apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Con uno sguardo buono e gentile ci scambiamo il dono della pace.
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo. Resta sempre con noi, o Signore. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza e rende più sicuro il nostro passo. Se il vigore nel cammino si svilisce, la tua mano dona lieta la speranza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo. Resta sempre con noi, o Signore. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida sulla strada verso il regno. Sei sostegno col tuo corpo, resta sempre con noi, o Signore. Mentre continuiamo a ringraziare il Signore che è venuto a trovarci, dopo la comunione, da questa sera in poi, passeremo a raccogliere anche le offerte per le necessità del santuario, del convento, della comunità. E vi ringraziamo che, come sempre, ecco, con la vostra generosità state sostenendo le nostre opere. Approfittiamo di questo momento di silenzio per la nostra comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e tutto mi unisco a te. Non permettere che io mi abbia mai a separare da te. Amen. Preghiamo. O Dio nostro Padre, confermaci nella fede per la potenza misteriosa di questi sacramenti, perché possiamo sempre testimoniare la verità evangelica per la quale Sant'Antonio lavorò instancabilmente fino alla morte. Per Cristo nostro Signore.
Riceviamo ora la benedizione solenne anche attraverso la reliquia di Sant'Antonio. Ad ogni invocazione rispondiamo Amen. Il Signore sia con voi. Dio onnipotente ed eterno, che ha costituito Sant'Antonio, apostolo della sua parola e della sua misericordia, e fonda su di voi la sua benedizione. Nel cammino di questa vita, Dio vi liberi da ogni male, vi renda saldi nella fede, gioiosi nella speranza, ferventi nella carità. Dio ascolti ora e sempre, per intercessione di Sant'Antonio, le vostre preghiere, disponga i vostri giorni nella sua pace e vi conduca alla felicità eterna. E su voi tutti che avete partecipato a questa santa liturgia, scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Sentendo sempre la presenza di Dio nostro Padre che ci accompagna all'intercessione buona di Sant'Antonio, andiamo in pace. O dei miracoli inclito santo, dell'alma Padova tutela e vanto, benigno guardami prono ai tuoi piedi. O Sant'Antonio, prega per me. Benigno guardami prono ai tuoi piedi. O Sant'Antonio, prega per me. Col vecchio il giovane a te sen viene, e in atto supplice chiede ed ottiene. Di grazie arbitro, Iddio ti fe. O Sant'Antonio, prega per me. Di grazie arbitro, Iddio ti fe. O Sant'Antonio, prega per me.